Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo. Questo è il Palalavinium, questa è Fortitudo Pomezia, Pirossigeno Cosenza, sfida valida per l'8° turno di Serie A. Il gol numero 50 con questa maglia, adesso Michelangelo in mezzo per il tocco vincente di Raubo che fa 51 con la maglia del Pomezia, il terzo gol in campionato, l'1-0. E allora possesso Cosenza con Everton in avanti, gran pallone per Trentin che scucchiaia e ristabilisce immediatamente la parità, giocata a colori del Cosenza, 1-1 immediato. Che risposta da parte dei ragazzi di Paniccia. Parisi cerca la porta, trova la risposta di Moliterno, attenzione al 99, gioco di gambe destro, Matteus che anticipa Moliterno, si spiega anche così la classifica. Attenzione al Pomezia che va vicinissimo al nuovo vantaggio con Lorenzo Binzaru. Che occasione! Pallone in mezzo, ancora Parisi, straordinario su Binzaru che sta flirtando con il gol. Pofantesele sfrutta un blocco, poi va da Bissoni, la girata, Moliterno attento sulla conclusione. Matteus pensa al destro, lo prova, c'è la potenza, manca la precisione qui al Palalavinium. Il fortino della Fortitudo che qui ha conquistato 6 punti su 7, qui rischia tanto la squadra di casa, salvata da un super intervento di Moliterno che dice di no sul destro di Lo Cicero. Bueno con il mancino, Bueno alto di poco, recupera il Cosenza. Allora attenzione a Everton per Trentin, palo clamoroso del numero 11 a un passo dalla doppietta, ma siamo dall'altra parte con Tiaghigno. Parisi para, poi Tiaghigno ancora, super Parisi, perde un brutto pallone Lara, attenzione a Pedrigno, pallone per Bavaresco che mette in mezzo, Lara rimedia e salva, poi Moliterno blocca il pallone. Che chance per il Cosenza. Bissoni, tocco di ritorno, Moliterno ancora decisivo a salvare la Fortitudo. Parisi, vediamo se ci prova, Parisi verso la porta, Michelangelo con il destro, Parisi attento e poi Bavaresco, Pedrigno sgasa, poi Fantesele, pallone in mezzo, la chiusura forse di Binzaru sul secondo palo con la sfida in equilibrio. Lo Cicero in mezzo, autogol probabilmente di Matteus. Rivediamo, c'è il vantaggio però della squadra ospite che mette la freccia e passa a condurre qui al Palalavinium. Everton, anticipo preciso, secco, ancora Everton, dice di no Moliterno che evita il 3-1 del Cosenza. Tiaghigno in mezzo forte, arriva il tocco di Matteus che si fa perdonare, 2-2 il pareggio della Fortitudo Pomezia. Lara per Michelangelo, parata e traversa di Parisi. Bueno si accentra, suolata, Michelangelo con il destro, la ribalta la Fortitudo Pomezia, controsorpasso per i ragazzi di Davide Ceppi, avanti adesso 3-2, torna avanti la squadra di casa con la giocata di Michelangelo. C'è stata una deviazione, rivediamo tutto, suolata di Bueno, destro, Fantesele per Lo Cicero, esce e blocca Moliterno che poi va a cercare la porta e la trova così il poker del Pomezia, 4-2, la firma di Francesco Moliterno. Esplode il Palalavinium. Fantesele ancora, la tiene Fantesele, Lo Cicero in mezzo, arriva il gol che forse riapre tutto. C'è ancora una partita al Palalavinium con il Cosenza che si porta sul -1, indecisione tra Michelangelo e Moliterno. Rivediamo
l'autorete, finisce qui la legge del Palalavinium, vince la Fortitudo Pomezia che batte per 4-3 il Cosenza e sale a quota 10 in classifica.